amici di Itinerari Turistici, il protagonista di questa settimana sarà ancora una volta il comune di Villanova di Campo San Piero, principessa della puntata e compagna di trasmissione Villa Ruzzini. Carissima, ben ritrovata a te e ai nostri amici telespettatori che ci seguono da casa. Grazie Sindaco, grazie Cristian. Noi arriviamo direttamente dalla scorsa puntata dove ci siamo veramente divertiti. Facciamo un passo indietro, cominciamo dall'arte, cominciamo da Villa Ruzzini. Molto volentieri, prego. Ecco, vedi Ida, benvenuta a te e ai nostri amici telespettatori nel piano nobile di Villa Micheli Badoer Ruzzini. È una meraviglia, sono incantata. Guarda, sono incantata. È veramente una bella chicca. Villa Ruzzini è una villa culturale iscritta all'Istituto regionale delle Ville Venete ed era l'antica residenza estiva della famiglia Ruzzini, una nobile famiglia veneziana che ha dato in Italia diversi personaggi illustri nella storia della Serenissima. Ricordiamo sicuramente Marco Ruzzini, capitano da mar, la più alta carica militare dell'epoca, e a questo personaggio sono dedicate queste partiture di affresco che tra poco vi esporremo. Poi dobbiamo sicuramente ricordare Carlo Ruzzini, doge, che ha contraddistinto il suo governo con un lungo periodo di pace. Adesso la villa viene dedicata al piano terra alla biblioteca comunale, quindi è sede di cultura ancora di più. Nel piano nobile c'è la governance, c'è l'ufficio del sindaco, la sala consigliare, la sala giunta, l'ufficio del segretario e l'ufficio segreteria. Che attività vengono svolte in questa villa? Beh, allora, innanzitutto, a parte le attività istituzionali, i consigli comunali, le giunte, le riunioni, eccetera, si svolgono i matrimoni. Qua è possibile venire a celebrare il proprio matrimonio civile. Comunque una villa aperta al pubblico. Assolutamente, è apertissima al pubblico, siamo disponibili ad aprirla in qualsiasi momento. E aspettiamo le scolaresche che sono i nostri ospiti più graditi, i bambini qui dentro sono certamente graditi, e indipendentemente dall'età dei nostri visitatori siamo sempre disponibili a mettere a disposizione delle persone che possono spiegare la sacralità di questo luogo storico-artistico. E pertanto, dato che siamo qua, vi presento la nostra dottoressa storico dell'arte Alessandra Cusinato. Alessandra, il sindaco ha parlato di piano nobile, immagino sia questo. E perché si chiama piano nobile? Si chiama piano nobile perché è il piano più importante della villa, ma si riferisce soprattutto al salone centrale. Allora, tutte le famiglie veneziane ricche e nobili avevano la villa estiva, quindi qui facevano le feste. I nobili arrivavano dalla scalinata e facevano i balli, ma anche i mercati, mercanteggiavano le stoffe. È organizzata come la Villa Maser di Palladio, quindi ci sono delle partiture architettoniche che sono tutte affrescate, quindi dipinte, per dare l'illusione dello spazio. In questa meravigliosa partitura architettonica c'è un racconto. Adesso noi vi racconteremo una storia veramente accaduta e impressa su affreschi. Prego. Qui il pittore racconta la storia di Marco Ruzzini, quindi un antenato dei famosi Ruzzini che avevano questa villa. È un momento drammatico, la battaglia contro i genovesi, nel momento più crudo, perché ci sono addirittura i dettagli delle persone ferite che stanno morendo. E poi cosa succede? Poi si vede dalla bandiera issata che sta vincendo Marco Ruzzini, la bandiera di Venezia. E infatti eccolo qua, lo vediamo per la prima volta ritratto che sta vincendo la battaglia. Alessandra, come mi raccontavi prima, un affresco con le navi vincitrici che rientrano al porto di Venezia. Qui l'immagine per me più commovente, una donna nobile sta salendo sulla gondola e sicuramente è la moglie di Marco che sta per andarlo ad accogliere, ma dietro che cosa c'è? È un banco probabilmente di una confraternica che donerà parte di quello che ha guadagnato il marito ai poveri. E infine il culmine della storia con l'affresco più importante. Certo, come tutti avete riconosciuto, Piazza San Marco, dove Marco Ruzzini è al centro protagonista con lo scelto del vincitore il mantello, è accolto dal Doge. Marco Ruzzini gli dona tutti i tesori che è riuscito a guadagnare contro i genovesi. In questo straordinario viaggio non potevamo non far visita all'oratorio di San Domenico. Sindaco, cosa si
dice? Cosa si racconta di questa chiesetta? Questo oratorio è dedicato a San Domenico Confessore ed è nato attorno al 1600 ed era la chiesetta appunto della villa della famiglia Ruzzini. Al termine della Prima Guerra Mondiale, su richiesta degli stessi cittadini, nel 1919 l'oratorio fu restaurato, fu riqualificato e fu dedicato a tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Al termine della Seconda Guerra Mondiale invece fu dedicato a tutti i caduti per la patria e qui dentro, come potete vedere, riposano i nomi di persone che hanno dato il sangue per la nostra libertà e per la nostra democrazia. Abbiamo due statue, tra le quali quella di Sant'Antonio, doverosa non poteva mancare. Siamo nella zona del Campo Sampierese, certo, di Sant'Antonio. Siamo vicini al cammino del Santo e la vocazione per Sant'Antonio, anche per quanto riguarda i cittadini di Villanova di Campo Sampiero, è molto molto alta. Anche voi partite per la tredicina nei primi 13 giorni Certamente sì. Di giugno. I comuni del Campo Sampierese ogni anno a turno offrono l'olio votivo che arde perenne nell'altare della visione di San Giovanni Antoniani di Campo Sampiero. E qui, Sindaco, abbiamo l'opera di uno scultore di Villanova e un bambino che si ripara dal sole. Sì, noi abbiamo bellezze molto antiche ma anche più recenti e frutto della eccezionale dote artistica che molti nostri concittadini hanno. Questa scultura è stata fatta dal nostro concittadino Roberto Carraro e devo dire, lui è più stanco di noi, però credo sia arrivata l'ora di farci un cicchetto. Allora sai cosa facciamo? Andiamo a vedere le bellezze naturalistiche in questa splendida giornata di sole di Villanova e poi andiamo a farci il cicchetto veneziano. Qui non siamo lontani da Venezia e voi direte, cosa c'entra adesso Venezia? Ve lo svelo subito, cosa ne dite di assaporare qui a Villanova un buon cicchetto veneziano, vero Cristian? Assolutamente sì, sta calando il sole e quindi è arrivato il momento di una bella ombretta. A Villanova si mangia bene, si mangia sano, uno dei luoghi più caratteristici è sicuramente Cicchetteria da Canà che serve cicchetti davvero favolosi e molto altro. Invito uno dei titolari a raggiungerci, Nicola Pavan, oste. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Nicola, buonasera. Come vincere i morsi della fame? La soluzione sta da sempre nei cicchetti veneziani. Eccoli qui. Cicchetto va accompagnato con una ombretta, sempre. Abbiamo due tipi di vino, un verduzzo dorato abbinamento con il pesce, un Cabernet Sauvignon abbinamento con la carne. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori perché si chiamano ombre. Ombre perché all'ombra del campanile di San Marco i commercianti chiedevano un bicchiere di vino per potersi dissetare dalla calura e da allora si chiamano ombre, vuol dire il vino all'ombra del campanile. Bene. Allora vogliamo invogliare i nostri telespettatori e portiamo a loro conoscenza che tipo di cicchetti facciamo qua. Questi sono quelli di pesce. Sì, qui abbiamo un pesce fritto, un bastoncino di pesce fritto con anelli, gamberoni, calamari. Abbiamo una cappasanta con un po' di prezzemolo, un po' di olio messo al forno. Abbiamo una mozzarella in carrozza con dell'acciuga dentro e abbiamo un bocconcino di baccalà. Naturalmente non possono mancare le nostre sarde in saor, che è una ricetta tipica veneziana. Come viene fatta? Viene fatta fritta, prima la curiamo, dopo viene fatta fritta, messa da 2 giorni, cipolla sopra, uvetta e pinoli. Sì, perché noi li vediamo lì così pronti e preparati, invece ma di per sé è una lavorazione molto lunga di ben 2 giorni. Sì. E abbiamo i gamberi in saor, sempre anche loro fritte, stesso lavoro della sarda, però sono gamberi. Noi questi piatti adesso, io e il sindaco li assaggeremo tutti perché io non posso uscire da qua senza aver assaggiato tutti i tuoi cicchetti. Bene. Però ti passo anche quelli di carne. Facciamo vedere ai nostri telespettatori anche il cicchetto di carne. Cicchetto di carne, la nostra tipica polpetta di carne. L'unica polpetta che dice sempre il sindaco non viene su. Quindi è leggerissima, è un piatto leggero, vogliamo dire che è un piatto leggero. E poi abbiamo il panino. Un paninetto di soppressa che ci deve mancare su una cicchetteria.
Guai. Un panino di mortadella che non deve mancare. Guai. La mozzarella in carote con prosciutto cotto. Buona. E un filoncino con porchetta maionese. Che non ho mai assaggiato e Molto quello buono. lo assaggerò Molto buono. sicuramente. Sindaco, oramai è il tramonto. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio itinerante di queste 2 splendide puntate, ci siamo anche molto divertiti. È proprio il caso di dire: non di sole e ombre vivono i veneziani. No, anche di Cicchetti. E cosa ci manca adesso? Il dolce, dulcis in fundo, è arrivato il momento del dolce. Andiamo subito velocemente. Andiamo. E dulcis in fundo non può mancare un dolce desiderio, che non è altro che il nome di questa pasticceria, nuova pasticceria, Elisa, la sua titolare. Ciao Buonasera, Elisa. buonasera. Buonasera. Siamo passati dai piccoli cicchetti ai piccoli mignon, che è la vostra caratteristica. Esatto. Cerchiamo di produrre, diciamo, diversi gusti di mignon, che comunque sono tutti studiati e lavorati. E passiamo da una banana al cioccolato a un cocco e albicocca. Studiamo anche i macaron con banana, fragola, menta e comunque anche tazzine di tiramisù, tutto insomma ben lavorato. Naturalmente non può mancare la pasticceria tradizionale. Esatto, quella comunque va sempre mantenuta, andiamo dai cannoli, zuppe, francesine, frutta, quella non può mancare assolutamente. E naturalmente ingredienti di prima qualità. Esatto, sempre. Abbiamo il top del top su tutto. Sempre, Complimenti. grazie. Sindaco, la nostra avventura termina qui, ma non è finita. Assolutamente no, abbiamo ancora altre novità in serbo da mostrare a te e ai nostri telespettatori. E io ringrazio il sindaco di Villanova di Campo San Piero, ringrazio voi telespettatori di seguirci sempre così numerosi. Vi ricordo che se avete piacere rivedere le nostre puntate, le potete trovare sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata.